Non un mero incidente di caccia o un semplice, per quanto inquietante, proiettile vagante sparato per errore. Fatos Cenai, l'uomo colpito alla testa l'8 giugno scorso a Fontaniva e morto dopo 3 giorni di agonia, sarebbe stato vittima di un agguato, di un gesto quindi intenzionale, forse una vendetta. Per questo sotto inchiesta c'è un uomo le cui generalità non sono state ancora rese note. L'accusa per lui è quella di omicidio volontario. Il riservo degli inquirenti è massimo, ma l'indagato sta partecipando con il proprio difensore a tutti gli accertamenti richiesti dalla Procura della Repubblica di Padova, dall'autopsia sul cadavere alla perizia balistica portata avanti dai carabinieri del RIS di Parma. Il 59enne di origini albanesi era stato colpito alle spalle, il proiettile lo aveva raggiunto dietro l'orecchio sinistro per poi uscire dal sopracciglio destro. Nell'immediato, vedendolo riverso agonizzante a terra, c'era chi aveva pensato a un malore, addirittura un pirata della strada. Per giorni si è parlato di un giallo, di un vero e proprio mistero. Ora invece la pista è quella della vendetta, del regolamento di conti, con gli inquirenti impegnati a individuare un solido movente. Chi voleva dunque uccidere Cenai, ma soprattutto perché l'uomo ex guardia carceraria in Albania era arrivato da pochi anni nel Padovano per raggiungere moglie e figlia. Si sta scavando nel suo passato.